Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, bentornati, e mi trovo come sempre in compagnia del professor Antonino Russo e quest'oggi, per la puntata del 1° maggio, di cosa tratteremo? Del 1° maggio. Intanto inizio col ricordare doverosamente il 1° maggio del 1947, giorno in cui ebbe luogo la strage di Portella delle Ginestre. Bisogna ogni anno ricordare questa cosa. Poi vorrei ricordare altri 2 primi maggio. Un 1° maggio romano dell'antica Roma, che era il giorno della festa di Maia, della festa dea della fecondità e della rinascita primaverile della natura. Il 1° maggio i sacerdoti portavano al tempio di Maia una scrofa gravida, come segno augurale per la fertilità della terra. Il nome del mese di maggio deriva da Maia, per questo maggio si chiama maggio, Maius, deriva da Maia. La scrofa gravida, la parola maiale, era maialis, era di Maia. Noi abbiamo 2 termini, porco, sì, ne abbiamo 3 in realtà. Abbiamo porco, abbiamo maiale e abbiamo anche susino, perché il latino è sus, il nome del porco. Suino. Da cui appunto l'aggettivo suino. Maialis viene da Maia, perché era l'animale sacro a Maia. Le si faceva dono del maiale il 1° maggio, il giorno della sua festa. Un altro 1° maggio che vorrei ricordare è un 1° maggio del 1746, quando per decisione del Senato palermitano si lastricò il Cassaro da Piazza Indipendenza ai 4 canti, e nacque un modo di dire, allora legato appunto alle basole del Cassaro, diceva dei disoccupati e dei perdigiorno allisce e balatero Cassaro, per dire leviga le basole del Cassaro a forza di passeggiarvi inoperosamente ogni giorno. Andiamo adesso ad una storia divertente. Nella vecchia Palermo, la Palermo antica, il popolo palermitano superstiziosamente, le donne specialmente, ritenevano che il 1° maggio dall'inferno uscisse una legione di diavoli che con lo sbattere delle loro ali producevano un forte vento. In quel giorno, il 1° maggio, le madri, le donne palermitane non panificavano, non facevano il pane, perché dicevano che i diavoli ci facevano ammuffire. Che curiosità! Sì, ci facevano ammuffire, oppure li riempivano di papole, li cinchiano le papole, e non si panificava. A Bonpietro, un paese famoso, noto anche oggi per le sue salsicce nell'entroterra palermitano, tutti gli abitanti mangiavano pane aglio, e pane aglio emettevano fiate per allontanare i diavoli, ma non solo i diavoli, per riempire l'aria appunto di olezzo d'aglio, perché come si sa è temuto dai demoni, è temuto dai diavoli. Un'altra storia divertente è questa, della quale io sono ora narratore e anche testimone. Quando ero ragazzino, di fronte a casa nostra c'era una famiglia costituita soltanto da una madre e da un figlio. Questo figlio unico di madre vedova era il giovinastro più poltrone, più scansafatiche che si fosse mai visto a Palermo. Era chiamato Ninu Ubaru per il suo aristocratico rifiuto di accostarsi a qualsiasi tipo di lavoro manuale. La madre era sarta, si chiamava Annanè, la signora Annanè. Era sarta e campava se stessa e il figliuolo con i suoi lavori di sartoria. Lui trascorreva le giornate nella taverna che c'era a Piazza dei Signori, a Brancaccio, vicino a casa loro. E lui stava a giocare a carte, a sbevazzare quei soldi che gli passava la madre,
in taverna. Una scena alla quale assistevamo, io ragazzino ricordo, assistevamo spessissimo la domenica, era questa: Nanè usciva come una saetta di casa col grembiule addosso, intorno all'ora di pranzo la domenica, si fiondava verso la taverna e rimaneva bloccata al di là della porta, perché non era considerato, non era onorevole che una donna mettesse piedi in una taverna, luogo frequentato esclusivamente da uomini. Quindi si fermava al di qua della porta, schermata da cose che non vedo da decenni, cioè da una tendina fatta di fili di ciniglia, ecco. di ciniglia. E si fermava, e iniziava appunto fra madre e figlio un dialogo molto esilarante. Il giovane aveva l'abitudine, lo ricordo benissimo, di dire una frase e di ripeterla invertendo l'ordine sintattico delle parole. Allora la madre gli diceva: Nino, a ricampare a casa che vorrei mangiare. Stai venendo, ma stai venendo. Stai venendo, da ricampare ora. Ah, se fosse vivo tuo padre. Ma finisci questa partita e biennio, ma. Finisci questa partita e biennio. Se ci fosse tuo padre, ecco, se ne va, ma se ne va, sogna presiva sia, ma sogna presiva sia, se ne va. Se ne va, pezzi vagabondi, a morire sotto un tram. Ma sogna presiva sia, se ne va. Stava a metà pignata, sciogliere e madre, a finire sotto un treno, a cadere rilasciaco, da scacciare lo scacciapicciale. Lo scacciapicciale era il rullo compressore dell'ANAS. Ah, ok. Ma che si mangia? Ma che preparò? Ma tale. E qui Nanè pronunziava l'ultima frase, terribile, irripetibile, che evocava l'immagine di un figlio, un barone, riverso a terra in un lago di sangue, col sangue che gli usciva da tutti i fori del corpo. Si sentiva la voce placida, tranquilla di Nino Barone che diceva al taverniere: su Pietro, ci non a bere a me madre. Il taverniere pigliava un boccalotto di questi di vetro spesso col manico, tipico bicchiere da taverna, e lo riempiva e lo passava attraverso la tendina di ciniglia alla mamma di Nino Barone. Nanè pigliava il boccale, se lo scolava in 2 o 3 sorsate, pigliava il grembiule, si asciugava le labbra e rivolgendosi nuovamente al figlio diceva: amore sangue mio, vieni a casa che vorrei mangiare. Non è bello? Bene, amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero che insomma vi siate divertiti come noi e tra magari una russuta e l'altra insomma vi godiate questa puntata. Io vi esorto a segnalarci quelle che sono un po' le vostre richieste, curiosità, origini dei cognomi, perché insomma oramai è diventato un gioco quasi. Sempre sul nostro sito che è www.lafinestrasulla.sicilia.com o sulla pagina di Facebook che è La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti. Buona russuta! Buona russuta!